invece pensare sia uno dei tasselli attraverso cui andremo a costruire quella che è la mobilità elettrica sostenibile nel futuro. Una mobilità elettrica che non riguarda soltanto appunto la mobilità personale, ma riguarda anche la propria attività lavorativa. Ecco, in questo caso si ha l'opportunità di viaggiare insieme al proprio ufficio e quindi portarsi dietro e rimanere sempre e comunque connessi tutta quella tecnologia che oggi utilizziamo per portare avanti la nostra attività lavorativa e per essere connessi con la società esterna. Parliamo di un veicolo che è pulito, 100% elettrico, è connesso, che ha tutti i dispositivi che mi consentono di connettermi con l'ambiente esterno. In questo caso ancora non è autonomo, anche se già ha a bordo una serie di tecnologie che un domani, coadiuvate da specifici software, consentiranno al veicolo di muoversi in piena autonomia all'interno anche dei centri urbani più congestionati.